Il telefono non smette di suonare nell'azienda Cineto di Albignasego a Padova. Sono decine le persone che chiedono dove sono i pellet ordinati online a 7 euro al sacco. Il problema è che l'azienda in questione non fa vendita online e non ha accettato nessun ordine. Più volte queste telefonate ci hanno sospettito e ci siamo trovati di fronte a una realtà che minimamente ci aspettavamo. Sostanzialmente hanno preso l'indirizzo della nostra azienda e hanno pubblicizzato l'offerta del pellet a prezzi stracciati. La conseguenza è dovuta che tanti clienti da tutta Italia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Lombardia, ci contattano per avere questo prezzo, per avere questo prodotto. Nonostante le 2 denunce fatte ai carabinieri, il sito è ancora online. Nella realtà non è un sito nostro il nostro sito è tutt'altro, noi non vendiamo nemmeno pellet in sostanza, quindi dal punto di vista non ci siamo. Un danno non da poco. Martedì sono andato presentando i nomi, anche dei nomi in cui sono stato contattato per il pellet. E quindi il magistrato poi eventualmente deciderà di intervenire a poter perlomeno cercare di chiudere questo sito perché veramente ci sta creando non pochi problemi. Da sabato sono molte le telefonate da ogni parte d'Italia perché sul sito internet pelletrinascita.it viene indicato come indirizzo proprio quello della ditta di Albignasego. La Cineto però non è in alcun modo collegata a questo sito, dove è presente anche un IBAN che non è quello della ditta padovana. Anche ieri per dire persone che ovviamente vedendo il prezzo, vedendo che sono locali qua, si sono presentati per caricare, per prendere il prodotto, il pellet che noi ovviamente non forniamo perché noi installiamo, siamo venditori ed installatori di apparati da riscaldamento.